mancano solo 4 mesi alla partenza in Scozia, o forse è troppo poco tempo, non lo so. Sto studiando un po' i posti e tutte le cose. Allora, questo è il famoso antismizze, che sono dei moscerini carnivori che lì ti infestano, diciamo più che altro quando sei fermo. In e-bike non c'è problema perché dopo i 10 km orari, diciamo, di vento, loro non riescono proprio a volare. Sono molto piccoli, però appunto molto fastidiosi. E ho trovato l'offerta su Amazon di 2 boccette. Comunque si trovano lì perché è proprio un problema tipico. Questo funziona anche con le zecche. Zecche e smizzes, andando appunto nelle zone ultradeserte. Questo è l'adattatore per il GPL, ma io guardavo, esatto, che ce l'ho già, mi sembrerebbe, stavo guardando, forse questo è un altro, no, è il buco stretto, io ho il buco largo, allora devo verificare col calibro queste misure. Quello è, vedi, quello è il buco largo, quindi questo è LPG Filling Adapter, Italy Adapter. Il motorino dell'Alde di scorta ce l'ho già, ho una pompa dell'acqua che avevo comprato, che ho tenuto lì sigillata come scorta, ma non ha senso portarsela via, cioè ci sono tanti poi negozi riparatori di camper, capito? Quindi se mai dovesse succedere la cambio lì, cioè prevenire sì, ma fino a un certo punto, cioè il motorino non puoi, diventi scemo a trovarlo uguale con le stesse misure eccetera, quindi me ne porto 1 o 2 di scorta. Fusibili, quelle robe ce li ho tutti. L'importante è l'adattatore del GPL. Ecco sì, adesso mi informerò appunto anche per il passaporto e per altri eventuali visti. Io credo mi preparo già per quest'anno, per aprile 2026 se avrò voglia, altrimenti niente, andrò il prossimo anno se avrò voglia, nel senso che, come ho già detto, un viaggio del genere bisogna desiderarlo, altrimenti vuol dire proprio sprecarlo, insomma. 21,5 e non 21,8, ma probabilmente dipende dal mio calibro tarocco. Ok, eccolo qua, quello che ho io non c'entra un cazzo. Acme Germania Autogas, mi prende Germania, Belgio, Irlanda un'altra volta e Lussemburgo. Ok, non è questo, sto diventando scemo, non riesco a trovarlo. Questa è quella giusta, anche perché parlano tutti delle alette a baionetta, solo che vedo che il diametro è 10 mm. Io veramente sto diventando scemo, cioè come l'avresti attaccato questo? Al contrario, così, ok, al contrario probabilmente. Ok, trovato, preso, è questo qui, con le spedizioni 25 euro. Per quanto riguarda il lavoro, ossia per quanto riguarda la connessione internet, stavo vedendo questo Holafly che è a rete EE, stringi, è una rete con più copertura, pertanto adatta alle zone isolate dove io andrò. E alla fine costa 50 euro al mese, però giga illimitati, hai capito? Quindi per il lavoro ci sta. Costa più del quadruplo di quello che pago io, però dici vabbè, che cazzo, non è mica tutta la vita, è solo qualche mese. Beh sì, attenzione, ho fatto delle prove e il costo cambia, tipo al mese è 70 euro, hai capito? È 2,25 euro al giorno, tipo gli diciamo guarda, da qua a qua 3,73 euro al giorno, ok? Però insomma, piano a 4 giorni, in una settimana tipo ti costa 3,84 al giorno, però uno dice cazzo 3,84 mo i giga illimitati, no? Hai capito? Quindi vabbè, come era, intanto non posso prendere più di 1, 2, 3 mesi, 3 mesi purtroppo al massimo, 3 mesi e qualche giorno. Cioè io avevo questo castello diroccato appena fuori casa, ma d'altronde là nessuno sapeva mai niente di niente, cioè era tipo in Sud Italia e altri, però coi posti. Vabbè dai, ci andrò. No vabbè, io se trovo libero vado a parcheggiarmi davanti casa, perché guarda io abitavo qua prima del B&B, che ricordi, che storie. E sta mansarda qui era camera mia, che storia. Dall'altra parte, vabbè, non si vede, dall'altra parte c'è l'oceano. Qua adesso i campetti dove ero andato a giocare a calcio, il college dove andavo io, l'Ayrshire College, che figata, che ricordi. La cosa dei cavalli, il Tesco, che figata, mi ricordo tutto. Non ho visto il cimitero che sembra grande e strafigo, il campo da golf infinito,
vabbè, giustamente, insomma, se qualcuno, non spoilerò altro, con internet e Google Maps vista dall'alto, ovvio che scopri infinite più cose. Comunque, vabbè, nulla di particolarmente turistico, questa era la città dove vivevo, quindi ovvio che mi farò qualche giorno lì per rivivere dagli occhi di questa mia nuova vita il posto. È vero, non devo spoilerare altro, però adesso ho capito perché là giravano tutti in taxi, è un incubo trovare parcheggio ad Air. Capisco città tra virgolette turistica, del golf, storica, tutto quello che te vuoi, ma anche paese natale di Robert Burns alla fine ho scoperto e non sapevo, cioè almeno non sapevo che era il poeta nazionale, era un simbolo, uno dei simboli principali della Scozia. E praticamente in tutte le viette c'è scritto riservato solo ai residenti, quindi bisogna avere una tessera e un'autorizzazione. Ci sono un disastro di sbarre per l'altezza dei camper, oppure un disastro di parcheggi con il disco orario che devi essere dalle 5 ore alle 3 ore, oppure a pagamento. I camper sono 10 sterline al giorno, sarà tipo 15 euro. Fortunatamente, insomma, grazie a Google Maps, un po' anche Park4Night e l'idea che comunque ho l'e-bike per spostarmi, sono riuscito a trovare delle cose tattiche, ma non te dico che fatica. Cioè io mi immagino già lì, cioè, mi casca le braccia, prendo e giro e vado via, hai capito? Quindi questo viaggio me lo studierò veramente molto bene, probabilmente non si farà nel 2026, si farà nel 2027 proprio per questo discorso qua, anche perché neanche voglio far tirato Scozia, magari appunto, cioè intanto devo passare per la Francia per il discorso del peso del camper, non voglio andare in Svizzera, quindi devo scavalcare la Svizzera, quindi Francia, poi entro comunque in Belgio, che è la strada che si doveva fare, e dopo da lì in Belgio comunque qualche cosa imperdibile dell'Inghilterra c'è. Vuoi non farla? Una volta lì, hai capito? Ovviamente eviterò le grandi città, anche perché insomma Londra, quelle cose lì ci sono già stato, quindi vedrò. Adesso non so neanche cosa mi sono segnato, però ripeto, non bisognava spoilerare, non bisogna spoilerare nulla. Questo cos'è? Brighton. Poi vabbè, qua no, è troppo larga, a meno che non andiamo super così. Bath nel Regno Unito, una città, pensavo Cambridge, molto bello. Nottingham, è che no, io le grandi città, Lincoln e York, visto come sta andando il giorno d'oggi in Inghilterra, aperta parentesi, sono presi malissimo come noi col discorso degli extracomunitari, eviterei tutte ste robe e vedo cosa può esserci, perché insomma c'è lunghetta da qua fino in Scozia, quindi qualche bel punto magari naturalistico da girare in e-bike. Vedi, Londra scrivemmo come a peste, per quello ho detto ci vuole molta calma. Mi sta aiutando per la pianificazione del viaggio l'intelligenza artificiale, quindi Gemini, perché è di Google e si collega a Google Maps. Poi Google Maps, il libro, soprattutto il libro per quanto riguarda la Scozia che ho preso, bellissimo. Aspetta, faccio vedere, che sia anche a buio, comunque se questo Scozia e sta qua luce, Lonely Planet Scozia, è veramente fatto ultra strabene, veramente me lo sto sfruttando. E poi ovviamente, a parte segnarsi i posti su Google Maps, c'è l'app Note, cioè quando ti crei un posto, guarda, ti segni parcheggio gratuito numero 1, il link a Google Maps, il link a Park4Night, vedi tutto quanto, con le cose da vedere. E dopo, visto che vado appunto con l'e-bike, per ogni posto, per ogni zona, per ogni puntina mi preparo già il tracciato di commute, in modo tale che non devo perdere tempo una volta lì. Basta solo un po' per raccontare alla fine come organizzo io i miei viaggi, insomma, ecco, dopo una volta lì è chiaro che scopri anche altre cose e quindi aggiungi informazioni alle puntine, che discorsi. Zio caro, ora cosa mi hanno proposto di recensire? Quasi dico di sì per curiosità, anche perché sai cosa? Da anni mi propongono un disastro di roba da recensire, però su 10 di te che ti dicono vuoi recensire sto prodotto eccetera, mica dico va bene a quelli che mi interessa, però 1 su 10 di quelli mi manda la roba poi, hai capito? Il CP, il primo giorno che l'avevo portata a casa sembrava
sembrava strano, cioè mi sembra sempre di averla qui fuori, hai capito? Questa era Raisa, l'altra pitbull molto anziana, cara, c'hai i pai, super dentini. Questo era Boss, il mio Bull Terrier, l'hai visto forse nei primi video, ho dovuto separarmene verso la fine perché mi lo assassinava, cioè non tanto così per gioco, questo era quello che faceva da cucciola, ma iniziavo a assassinarlo abbastanza seriamente, insomma, ecco, diciamo lei mi ha lasciato in fin di vita, anche Rise quella volta, poretta. Era tostina lei, mi era un po' stronzetta, insomma, ecco, dai, il mio cane preferito, però qui aveva tipo 3 mesi scarsi, però insomma era abbastanza impegnativa. Il mio amico Fabrizio di Van Dogs Nomads, ci siamo riconosciuti 2 volte nella vita. Cara, quanto l'ho desiderato sto cane, infatti proprio veramente lo chiamo cane preferito, cioè io proprio lo adoravo tantissimo. Cara, eccola qua. Udine 200.000 anni fa, quando non c'erano tutti in Maranza e tutta quella gentaglia inutile lì. Cazzo che bello. Quanto bella era l'Italia, quanto bella. Il CP nei suoi anni migliori. Sì, vabbè, dai, non è che ti faccio vedere adesso tutte le foto, era giusto così. Una muscolazzi che aveva, un attimo un piccolo ricordo, stavo scorrendo le foto, siccome mi ha contattato un mio vecchio amico che non ci sentiamo da una vita, lui adesso vive in Brasile, si è fatto una vita lì e allora avevo cercato le foto di noi due assieme e nel frattempo insomma questo è quello che c'è stato tra quel nostro ultimo incontro e il mio presente, insomma, ecco, quasi sempre foto del CP, esatto, amici, eccetera, eccetera, cani, tanti cani, tose e cani, cioè cani e cagne. E questa è una delle mie foto preferite, anzi no, questa è la mia foto preferita, mi fa veramente molto commuovere. E qui ero alla CCP di Voghera, Pavia, era una gara internazionale di cani da presa e c'erano 120 passa pitbull, lei ha il primo premio, che ho la coppa a casa, e mi ricordo sempre che c'era Bezzi, che è un famoso giudice internazionale, lui aveva un allevamento di ADBA, che era innamorato di lei più che altro anche per il carattere, perché effettivamente Amy la tenevo al guinzaglio, ma era uno dei pochi pitbull che poteva veramente venire via sciolta in mezzo a centinaia di altri pitbull che abbaiavano e facevano casino, insomma, ecco, c'era quel filo invisibile tra i miei occhi e i suoi che era il guinzaglio. Sì, qua vabbè gliene facevo fare vari di ACCP per socializzare un po' con gli altri cani e si è sempre portata dietro i suoi schifo di premi, Gli anni della palestra, sì esatto, ho avuto anche una pecora, la Molly, cara. E il suino, questo bellissimo suino, che era la Cranti. Cazzo, ora mi ci voleva per diffondere il mio messaggio anti-islamico nel mondo. Care. Qui quando Amy era gelosa del suino, allora mi portava la palla e grazie alla palla, che secondo lei era il pedaggio, poteva salire nel letto. Memorabile anche sta foto, bellissimo. E qui c'era l'infiltrato. Questa poretta, anche se può sembrare una scena brutta, in realtà secondo me non lo è, anzi è Rise nei suoi ultimi giorni di una vita tirata al massimo. Cioè anche qua ragazzi abbiamo passato i 16 anni, E questa invece è l'ultima foto che ho di Amy. Ciao, stiamo parlando di American Pitbull Terrier, ragazzi, no di altre razze, cioè questi hanno la vita molto più corta, quindi 17 anni, un petardo del genere sono una follia, insomma, una follia, e io ne sono molto felice di questo. 17 anni di follie fatte assieme. Questo mio ex collega in Scozia se aveva il numero di Leo, che era questo fioretto, mi voleva tanto bene, però effettivamente ha detto guarda, facendo un po' i conti avrà ormai 100 anni, quindi sì, molto probabilmente non ci sarà più.
era una persona che mi era rimasta nel cuore perché ci teneva a me. Mi ricorderò sempre che il giorno in cui andai via, che mi fecero la festa d'addio in questo pub in riva al fiume, lui si mise a piangere, insomma, ecco, quindi ho avuto ricordi molto forti della Scozia, molto molto forti, una terra che mi ha legato profondamente. È stato là un mese con mio figlio a casa di mio papà, ma la prossima volta che vengo sicuramente ti chiamo per fare una pizza, per fare una giornata insieme, per ricordare i vecchi tempi. Te sei stata una persona che penso dal primo giorno che ci siamo conosciuti abbiamo legato e abbiamo passato un bel periodo là al Mozzoni. Mi ricordo quando sei venuto con la tua moto a casa mia, là sei venuto a mangiare come amo mio papà, è stato troppo bello. Vabbè, Yuri, finisco qua di lavorare, dopo vado a casa e ci sentiamo. Fai sto gruppo su WhatsApp così prendiamo un po' per il culo gli altri. A proposito di legami forti, emozioni forti, fate caso, tutto adesso sta succedendo. Mi ha contattato questo mio vecchio amico Jonathan, che ora vive da una vita in Brasile, e troppi ricordi che vengono su. Oh, basta, dai. Non so se scendere a compromessi o se saltare di vedere queste cose bellissime, queste zone neolitiche che purtroppo però sono nelle isole, in certe isole scozzesi. Cioè io non è che posso farmi 50.000 traghetti, cazzo, cioè vabbè, dici, boh, la vita è una, perché questo sarebbe il posto dove dormire col camper, però dopo dici, cazzo, là mi funziona, cioè io devo anche lavorare poi, cioè qua visto oceano non mi farebbe schifo, si viene un po' il mare mosso, mi arriva addosso al camper, non mi farebbe schifo vivere qua. C'ho anche l'anello di Bodgar, però è sempre nella stessa isola. Praticamente c'erano questi monumenti, queste sculture che utilizzavano per fare riti religiosi, piuttosto che venivano utilizzate come calendari. Sì, non queste venivano utilizzate come riti religiosi. Sono cose risalenti a 5.000 anni fa, ragazzi. Cioè, sono consapevole che non si può aver tutto dalla vita e che in Scozia, ci starò 3-4 mesi, cioè che voglio starci anni, insomma, ecco. Intanto adesso magari vediamo quanto costa, è che sto spoilerando troppo, però c'è l'emozione è tanta, cioè la voglia, come dire, l'entusiasmo, hai capito, intanto di pianificare, dopo di viaggiare ancora no, è presto, però di pianificare questa seconda vita in Scozia. All'epoca fu un sogno, però effettivamente abbiamo già ragionato in passato più volte, non c'erano social network, non c'era telefonini, cioè io ero dentro, cioè proprio come compagnie, come tutto. Io arrivavo ovviamente, come dicono molti che vivono all'estero, a pensare nella loro lingua, ma perché non ero distratto da queste diavolerie che sono i telefonini e quelle minchiate là che ti riportano sempre indietro, ti riportano alla consuetudine, hai capito? No dai, inizio già a precrearmi la puntina, perché guarda il traghetto che strada fa, c'è anche pochissima strada per arrivarci in bicicletta, quindi ci arrivo in bici, perché ho visto purtroppo, non so se l'ho già detto, poi queste cose le sto raccontando anche a altre persone, quindi non mi ricordo mai se le ho dette in video o no, che purtroppo salta Tinebrai, che era questa bellissima zona di foreste dove andavo a caccia e pesca col capo e i colleghi, e dove hanno girato il film Braveheart, cioè non precisamente qua. Questa è una spiaggia che avevamo dietro la nostra baitina, avevamo una barchetta dove stavamo lì, cioè avevamo il camino, si spaccava la legna. Infatti guarda, questo su me da giovane che spaccavo legna, questo è Piero, il capo, quel diceva Dio, e tirei tanti che porchi, perché era italiano, era dal Lazio, hai capito? Viveva là da una vita, ma era di origini italiane, quindi dei che porchi che ci condividavamo, che non avevi neanche idea. Queste erano le mucche che avevamo appunto dietro a questa, adesso non ho neanche le foto, questa
barchetta, baitina che avevamo, dove andavamo nei weekend, nei fine settimana. Ecco sì, qua si può dire weekend, perché lì si dice weekend, da noi no, in Italia non si può dire. Questo era un cimitero abbandonato, sempre lì a Tenebraiz, che è dove è la casa l'attore di Trainspotting, quello col baffo, quello alcolizzato che tirava i bottiglie addosso a tutti. Qua la chiesetta del cimitero. Il cimitero avevo miliardi di foto, ma poi sono state tutte perse perché purtroppo l'hard disk si è rotto e i DVD sono stati persi, e vabbè, pazienza. Eccola qua, questa era la casa dell'attore. Qua eravamo vicini al traghetto, quello che non posso prendere perché questo è un bel peccato, perché il mio camper è più lungo di 5 metri, lì c'è il limite di 5 metri, vedi, qua dove andavamo a pescare. Questo era il coniglio portafortuna di Mauro, qua sempre dove andavamo a pescare. Qua c'è Mauro, e qua Piero, e qua il laghetto ghiacciato dietro la baracchetta, è tutto giasso ma non si capisce, ma era ghiacciato. Qua qua il quad avevamo preso, eravamo andati a farci in giro con quad, era un 500 a marce, pestava, porco cane. E io volevo ritrovare questa fattoria qua, che è dove c'era poi la capannina, cioè questa fattoria di questo gestore e poi la capannetta De Piero, qua a Cavara, e c'era anche un cane, eccolo qua, che gli tiravo sempre i sassi. Lui giocava con quello, ora te a volte con me. Questo ero io dentro la capannetta, qua io fuori che mi fumavo il trombone, e qua io che un po' yo-yo all'epoca. E Mauro, qua l'io dentro, qua il cervo con le patate, il cervo che cacciavamo noi, ce l'aveva fatto il capo, eccolo qua. D'altronde il capo era cuoco, quindi voglio dire, io lavoravo in un ristorante, quindi non mi andava male. Queste erano le stradine di Tenebraiz, guida a sinistra, queste erano le ambientazioni, che giustamente quello, beh ok sì, no, questo forse col mio camper no, però tutte queste cose, perché lui aveva la Jeep, tutte queste cose le farò in bici, insomma, ecco. Questa era la capanna che stavamo verniciando, quella per l'avvistamento cervi. Io non ho mai sparato un cervo, anzi andavo vestito sempre un po' da yo-yo. Ecco, mi si è spento il telefono che era scarico. Era bello ritornare, ma ho detto, a parte che non riesco a trovare questa baracchetta, le foto non erano segnate col GPS, e ho provato anche a cercare dove andavamo a pescare, che c'era questo. Sì, no, vabbè, qua vedi, gliel'ho messo io il nome Tenebraiz, segna tutte le foto qua vicino a un hotel, in realtà era tutt'altra zona di Tenebraiz dove eravamo, quindi purtroppo non posso risalire, un peccato, perché guarda che bello, pare quasi a pubblicità di Abad, guarda. Peccato che dici, non so, c'è questa specie di scogliere, poi mi ricordo più a sinistra c'era un allevamento di salmoni in acqua, e eccolo qua, e questo, eccolo qua, quelli qua gli allevamenti di salmoni qua, vedi? Però questa, sai, dall'alto con Google Maps non è facile trovare ste robe, è praticamente impossibile, porca miseria. Cazzarola, eccolo qua, guarda che foto spettacolare, ma che era immensa sta roba, era veramente immensa, era bellissimo, era veramente bellissimo. Poi basta, cioè io solo questo mi è rimasto. Qua dove avevo preso il traghetto avevo fatto la foto di me qui e Google Street View in parte, perché sono riuscito a ritrovare lo stesso traghetto, lo hanno riverniciato sto pontile, ma è tutto uguale, e hanno alzato un po' questo guardrail, cioè il guardrail lo stesso, gli hanno messo una cosa in più, probabilmente per non cadere giù. Ho detto, esatto, probabilmente ha visto la mia foto e ha detto, qua uno se la batte in giro. Però appunto non posso prenderlo perché il mio camper è più lungo di 5 metri, e dopodiché in realtà smonti da una parte, ma poi c'è un'altra isola ancora, quindi non
non potrei farlo in bici, ecco, non è che posso caricare la bici perché ci sarebbe troppa strada, in più dopo far tutta la foresta di Tenebraice, tutta la costa, no, sono troppi, 150 km anche no, insomma, ecco, è un peccato, molto peccato. All'io. Vabbè, se decido il traghetto da Skrabster a Stromness mi costerebbe praticamente, metti 120 all'andata, 120 al ritorno, 240 pound, 280 euro, devo pensarci, cioè nel senso, perché dici madonna cosa vuoi che sia, perché è un'esperienza unica, sì, ma io già vado a vedere un sacco di cose uniche in Scozia, quindi non so che senso abbia, con tutte le cose che ho lì, spendere 280 euro per andare su quest'isola. Non so se mi spiego. No, secondo me ne vale la pena, mi faccio la puntina anche di questo, che in fondo c'è il paese, quindi sicuramente internet prende, quindi ripeto, io comunque lavoro, è una mia vita parallela e Alessia mi concede questo lusso, diciamo, di prendermi, come mi ha concesso in passato, di fare questo mio viaggio. Mi ricordo un po' la coppia Terzani e sua moglie, no? Che ancora in tarda età gli portava i fiori, innamorati persi, proprio perché c'erano queste, diceva lui, grandi vicinanze e grandi lontananze, ossia il provare a fame per dopo apprezzare a pizza, insomma, ecco. Dico, vedi, anche in fondo nei rapporti umani vale questa mia massima, quella della pizza, no? Cioè sarà anche il cibo più buono del mondo, ma tutti i giorni è stanca. Non dico di andare a mangiare altre robe, ma semplicemente di staccare un attimo e far digiuno, hai capito? Con Alessia è un sogno la vita, perché è l'unica ragazza che proprio mi posso fidare ciecamente, proprio 1000 volte ciecamente. E quindi posso ora assaporare anche la vita, quindi la moto, le bici, i viaggi, è bellissimo, veramente bellissimo.